Dopo quella del presidente della regione Nello Musumeci, avvenuta qualche giorno fa alla casa circondariale di Agrigento, oggi in forma privata è stata la volta anche del cardinale e arcivescovo di Agrigento, Don Franco Montenegro, che ha ritenuto di andare in visita al Pasquale De Lorenzo per incontrare i vertici dell'amministrazione al fine di capire qual è la reale situazione e le condizioni in cui versano i detenuti e anche il personale che all'interno vi ci lavora. Per Don Franco anche il Pertusa fa parte della città e pertanto deve essere considerato una parte integrante della stessa. Sono venuto perché il carcere mi interessa, fa parte del mio territorio, normalmente vengo per le celebrazioni, per qualche visita, quindi niente di speciale per questa mia venuta. Il carcere probabilmente dovremmo imparare a vederlo come parte della città, invece lo escludiamo completamente come chi è ospite non ci appartenesse. A noi interessa ogni uomo e quindi anche chi deve subire determinate pene. Siamo venuti qua per un incontro per vedere quali sono le necessità, cosa si può fare di meglio, come migliorare la vita di chi è ospite in questa struttura, e quindi è un impegno che loro stanno mettendo e stanno mettendo egregiamente. Io come vescovo chiedo che cosa posso fare e insieme penso che qualche passo avanti si riuscirà a fare. Beh, le esigenze di un carcere le conosciamo perché ovunque sono le stesse. Chi sta in una cella gli mancano tante cose, ne vorrebbe tante, no, non sempre tutto si può avere, qualcosa in più si può fare, ma il mondo del carcere è vero che nessuno ne vuol sentire parlare, ma in effetti tutti conosciamo. Là dove manca la libertà l'uomo perde anche un po' della sua dignità, e credo che il lavoro degli operatori del carcere in qualunque posto occupano è proprio quello di ridare dignità a chi è qui. Il carcere dovrebbe aiutare a ritrovare se stessi, purtroppo non sempre è in grado di poterlo fare, e oggi in questo incontro che abbiamo avuto stiamo tentando di vedere che cosa in più noi possiamo fare ad Agrigento. C'è anche un servizio spirituale che voi offrite con Don Luigi Mazzocchio qui, sì, diciamo, sì. Quindi poi ci stiamo approssimando al Natale, insomma, un momento sicuramente molto particolare per chi vive qui. Sì, c'è Don Luigi che viene aiutato anche da Don Vito. Don Luigi ogni giorno è qui, sta con i carcerati, è amico dei carcerati, perché credo che la parte spirituale sia una parte importante in una realtà come questa, perché l'uomo ha un cuore, ha un'anima, noi diciamo, e soltanto se queste sono forti riesce anche ad affrontare le difficoltà. Noi purtroppo dividiamo il mondo in uomini cattivi e in uomini buoni, ma il buon Dio che guarda nei cuori anche nel ladrone riuscì a trovare quel pizzico di bontà da portarlo poi in paradiso. E allora quando uno si sente aiutato, si sente rispettato, credo che riesca a dare il meglio di sé. Ora si avvicina il Natale, perché ospite qui sono le giornate più tristi, no? Però dobbiamo aiutarli a non perdere la speranza, anche se le grate possono fare il mondo a strisce. Ecco, la speranza può ancora entrare in un ambiente di questo. Quando si dice carcere, il problema è il carcerato che ha i suoi problemi, no? Ma qua c'è un gruppo di operatori che anche loro hanno le loro difficoltà, sarà questione di numeri, sarà questione di lavoro da fare, e quindi i disagi degli uni si accompagnano ai disagi degli altri, e quando tu risolvi il problema di uno, il problema indirettamente risolve anche il problema dell'operatore. L'operatore non fa una vita facile qui, come non lo fa. Mancano 800 persone, per cui chiaramente una struttura di questa con tanta gente che manca. La struttura è grande, credo che gli ospiti sono più del previsto, il personale che dovrebbe servire gli ospiti e essere attento agli ospiti non è sufficiente, e quindi questo crea delle discrepanze, delle rotture, delle difficoltà che sono evidenti, ma la colpa di chi è? La colpa è del carcerato. Se il carcerato potesse star meglio non avrebbe certe richieste. La colpa è del personale, ma se ci fosse più personale tutti sarebbero più sereni. La colpa è che purtroppo queste strutture noi le vogliamo perfette, ma mancano gli ingredienti che li rendono tali.